Mandela Keita, offerto al Napoli dagli agenti di Cajuste, servono 15 milioni. Ciao tifosi del Napoli, se siete nuovi qui sul nostro canale, lasciate il vostro mi piace a questo video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. Mandela Keita al Napoli per sostituire Jens Cajuste. Sarebbe stato proprio l'agente del centrocampista svedese a proporre il talento belga, altro suo cliente, come alternativa a centrocampo per questa nuova stagione di Serie A. Secondo le informazioni raccolte da areanapoli.it. L'agenzia che rappresenta i due giocatori avrebbe avuto contatti diretti con i partenopei per difendere il numero 27 del Royal Antwerp FC, informando inoltre il club di Anversa del gradimento della squadra campana nei confronti dell'ex giocatore del Genk, con una possibile offerta in arrivo, non formulato, però, ufficialmente. La dirigenza fiamminga, a sua volta, avrebbe avvertito i dirigenti di Keita che non sarebbe bastata una semplice proposta di prestito. Per ingaggiarlo servirebbero circa 15 milioni di euro. Il Southampton sarebbe bloccato in un tentativo di trasferimento temporaneo con opzione di riscatto per 12 milioni, considerata troppo bassa. Qual è la vostra opinione fan? E un buon nome per il Napoli, lasciate un like su questo video e iscrivetevi a Canale 1. Grazie, alla prossima volta.